Ciao cari amici di Stranamuri Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e oggi vi voglio presentare Matteo, Matteo, quanti anni hai? 18. 18, lavori, sei studente? No, gioca a calcio. Giochi a calcio, ma allora studi? Sì. Allora, come dovrebbe essere quest'anima gemella che cerchi? Carina, sincera. Sincera, come caratteristiche fisiche? Carattere. Caratteristiche fisiche, quindi come dovrebbe essere? Bionda, bruna, occhi azzurri? Bruna. Bruna con gli occhi? Bionda. Con gli occhi? Aspetta. Verdi. Con gli occhi verdi, quindi bruna con gli occhi verdi. Bella, speriamo insomma di trovarla. Ok, ascolta, il tuo piatto preferito? Pasta con le vongole. Pasta con le vongole, buona, speriamo che l'anima gemella piaccia pure questo tipo di piatto. Allora, Matteo, cosa pensi dell'amore? Cos'è così? Non l'ha mai provato questo sentimento tu? Sì. Cioè, che cos'è? Come nasce questo sentimento per te? Non lo sai ancora sei un po' diciamo alle prime armi. Va bene Matteo, ok, cari amici di Stranamuri Siciliano, chi fosse interessato a Matteo può telefonare a questi numeri in sovraimpressione. Ciao da Maria e ciao da Matteo. Oggi ci troviamo a Mondello e per la rubrica dei messaggi d'amore oggi vi ho qui Luca. Ciao Luca. Salve. Luca, quanti anni hai? 20. Sei fidanzato? Quasi. Quasi. Ascolta, sei di Mondello o di Palermo? No, di Partanna Mondello. Partanna Mondello. E la tua ragazza? La mia ragazza è di Grillas. Di? Grillas. E dov'è? Vicino. Sempre della Sicilia? Sì, sempre della Sicilia. Quindi qua in Sicilia. E per adesso dove si trova? A Catania. A Catania? Sì. A fare cosa? Viaggio così, in giro. Va bene. Luca, posso farti alcune domande? Certo. Luca, che cosa ne pensi dell'amore? Ma sicuramente è una cosa bella, però io ancora non l'ho potuta scoprire questa cosa. Ancora no, e perché? Perché non ho trovato la ragazza giusta al momento. Secondo te, come nasce questo sentimento? Beh, è una cosa reciproca comunque, che si trova in tutti e due i ragazzi. La tua ragazza cosa prova per te? Ma questo ancora non lo so bene cosa prova. Penso che prova qualcosa di forte comunque. Qualcosa di forte? Sì. Lo pensi veramente o? Sì, lo penso veramente. Ascolta, vorresti mandare un messaggio d'amore alla tua ragazza per dimostrarle veramente che la ami, che la vuoi bene? Certo. E allora Stranamuri Siciliano oggi ti dà la possibilità di mandare un bel messaggio d'amore a Cristina? Ok, va bene. Vai Luca. Ciao Cristina, ti sto mandando questo messaggio per dimostrarti quanto ti voglio bene e spero che saremo assieme e non avremo problemi. La amo. Ti amo. Ti amo. Vai avanti, non ti preoccupare. Non vuoi dire più niente? Basta così? Tu pensi che l'abbia capito che l'ami? Sì, l'abbia capito solo con questo gesto. Sicuro? Va bene Luca. Noi di Stranamuri Siciliano ci vediamo dopo. Ciao da Maria e ciao da Luca. Ciao amici. Oh yeah!